Per la rubrica Voci da Speciale Cadore, ospitata e organizzata da Veneto Globe, oggi ospitiamo Claudia De Mario, coordinatrice della compagnia teatrale La Fontana Conta. È anche una commediografa che ha portato sulle scene la storia, a conoscenza degli italiani chiaramente, la storia di un paese scomparso, Valesella di Cadore. Buongiorno alla nostra ospite e ai nostri ascoltatori. Buongiorno signora. Buongiorno, buongiorno Vittore, eccomi qua. Iniziamo proprio chiedendo alla nostra ospite cos'è la Fontana Conta e perché è nata. Bene, la Fontana Conta è un gruppo amatoriale di teatro che è nato a Valesella nel 1996 e l'idea è partita con un gruppo di ragazzi di terza media che avevano fatto delle ricerche in merito alle tradizioni natalizie. Poi l'idea è stata questa, di animarle e quindi di creare una scenetta, e così siamo partiti. Infatti il titolo della prima scenetta era, mi ricordo che era Tanto che si aspetta Nadal, proprio in ladino. L'abbiamo rappresentata questa scenetta presso il capannone, che era stato il capannone di Valesella, che aveva ospitato le celebrazioni religiose dopo la chiusura al culto della chiesa di Valesella, e una volta dismesso l'abbiamo occupato noi come gruppo teatrale. Tale è stato l'entusiasmo del pubblico in generale, ma in particolare dei paesani, che ci hanno caricati veramente di entusiasmo, ma ci hanno anche caricati di un impegno, perché abbiamo letto dal piacere della partecipazione un bisogno di incontrarsi. Il teatro nasce a Valesella proprio per un bisogno di aggregazione e di incontro, in quanto Valesella è stata segnata dallo smantellamento del paese dopo l'invaso del lago del centro Cadore. C'è la costruzione della diga di e la costruzione della diga di Sottocastello, ecco. In quel momento, in quegli anni, durante i quali assieme ad altre amiche e al parroco collaboravo, si presentava appunto questa necessità di raccogliere i ragazzi, di farli stare insieme, ma nello stesso tempo quasi ricostruire la storia del paese. È emersa la necessità di stabilire un legame tra i ragazzi, i giovani e la popolazione e la comunità. E il teatro si è presentato come una forma e un vettore veramente felice per stabilire un dialogo. Perché voi eravate degli emeriti sconosciuti alla popolazione, alla cittadinanza, perché voi vi hanno portato via il paese sotto i piedi e nessuno ne parlava. Ma infatti nessuno ne parlava. Allora c'era questa necessità, siamo partiti con queste scenette teatrali che annoveravano e davano voce alla vita del paese, ad aspetti della cultura, alle tradizioni. Però via via il gruppo ha maturato l'idea di proseguire e approfondire il significato del teatro, perché i testi erano scritti da noi, ma poi è subentrata l'esigenza di interpretarli in maniera diciamo, non dico artistica, però degna di
di essere rappresentata? Di essere rappresentata. Allora dopo 8 rappresentazioni da autodidatta, praticamente dirette da me, abbiamo sentito l'esigenza di rivolgerci a dei professionisti. Abbiamo avuto come registi che ci hanno seguiti Andrea Brugnera, con il quale abbiamo portato avanti un discorso di teatro sempre legato alla cultura e alla storia della comunità, che aveva per titolo La tela, la trama, la vita. Poi abbiamo avuto come regista Claudio Michelazzi e infine... Che è stato nostro ospite proprio 2 giorni fa. Sì. Con lui abbiamo portato avanti la prima edizione del testo scritto da me e incentrato alla storia e alla leggenda della Giovanna Zangrandi, La morte di Agonia. Il testo poi è stato rivisto e riscritto e la regia è stata fatta dal regista Roberto Fauro, che è tuttora il vostro regista, sì, il nostro maestro, vostro coautore, il nostro maestro. Ecco, ma questo discorso di Valesella però è uscito, grazie a voi, è uscito dallo stretto paese di Valesella, è stato proiettato all'interno dell'intera provincia di Belluno. Tanto sì, voi siete andati anche a San Vito a rappresentarlo. Assolutamente sì. Noi con le piccole storie di comunità e di paese legate alla tradizione, ma anche alla cultura della montagna, incominciavamo ad uscire in provincia. Abbiamo fatto delle uscite in provincia, però siamo arrivati anche a Padova con uno spettacolo teatrale dedicato a una storia di emigrazione che aveva come titolo Sane Sane vado in America, e ha incontrato veramente il piacere, l'interesse e l'emozione della gente sicuramente. Ecco, ma dopo aver annoverato queste storie abbiamo allargato l'orizzonte. Il gruppo teatrale si è cimentato anche nel portare in scena spettacoli di grandi maestri del teatro quali Molière e Shakespeare, per ritornare poi alle radici. Questo è un punto importante. E siamo ritornati alle radici riscoprendo la storia e recuperando proprio la storia di Vallesella, una storia che meritava di essere conosciuta. Da molti. Devo dire che questa storia si è fatta conoscere grazie all'impegno e all'entusiasmo che mi ha trasmesso Roberto Fauro, con cui insomma si lavorava, si stavano progettando altri spettacoli. Ci siamo soffermati perché ritenevamo che la storia di Vallesella meritasse veramente di essere conosciuta. È una storia dolorosa, è una storia che precede quella tragica del Vajont, tant'è che a monito delle conseguenze causate dall'invaso veniva discussa anche in sede parlamentare attraverso le interrogazioni del deputato Bettiol come monito contro il discorso la costruzione della diga del Vajont. Ecco. Sì. Ecco, esatto. Ma questo discorso però vi ha portato anche su altri piani, vi ha portato nello studio del ladino, nella riscoperta del ladino, tanto che voi recitate anche in ladino, e però chi è che recita? Quali sono gli attori? Dove li prendete? Gli attori noi recitiamo, allora il testo teatrale ha come titolo Animo ed è recitato sia in italiano che in ladino.
i frammenti di vita paesana sono proprio recitati in ladino. I passaggi invece delle vicende che hanno interessato, i passaggi diciamo burocratici e politici, sono recitati in italiano per essere più compresi. Più comprensibili, ecco. Sì, sì, esatto, sì. Ecco, però lei non fa solo, non cura solo la Fontana Conta, lei fa anche opera di volontariato, lei lavora nel Rotary, mi sembra. Sì, io faccio parte del Rotary, sono una socia rotariana e anche nell'ambito di questa associazione mi sono attivata per curare gli aspetti legati al territorio e diversi sono stati gli interventi di carattere culturale ma anche pratico, rivolti sia ai giovani che alle famiglie, quindi agli adulti, attraverso conferenze, attraverso esperienze con i giovani, soprattutto esperienze di laboratori. Abbiamo voluto rispolverare e recuperare l'importanza della manualità e per ben 6 anni i ragazzi dell'Istituto Comprensivo Domegge e Calalzo hanno avuto la possibilità di lavorare il legno con Mauro Olivotto, che sarebbe come Lampo. Come Lampo, ecco, come Lampo, sì. L'inventore dei giauli. L'inventore dei giauli, sì. Questo poi personaggio mitico. Un progetto, sempre nell'ambito del Rotary, è stato fatto un progetto interessante con i ragazzi delle scuole superiori da Santo Stefano a Cortina, perché volevamo capire qual era il loro rapporto con il territorio e quali erano le loro prospettive per il futuro. È stata fatta un'indagine le cui risposte dei ragazzi sono state raccolte in un libretto e poi distribuite a loro. Io le ho lette, le ho seguite e le ho trovate anche molto illustrative di un certo modo di pensare, di un certo modo di comportarsi. Un'indagine, la vostra, che è stata recepita pochissimo dalla politica e dalla società civile, non vi hanno ascoltato. Infatti, comunque non è facile interagire. Questo però è il nostro intento, quello di aprirsi sempre al dialogo sulla base di quello che è stato fatto a livello sia teatrale sia rotariano, che sia il teatro che il Rotary sono state per me delle opportunità proprio per capire il territorio, avvicinarmi alle persone, ai bisogni delle persone e alle prospettive soprattutto dei giovani. Ma lei è sempre stata vicina, oltre che alla sua famiglia, perché lei ha anche una famiglia, sì. È sempre stata vicina ai giovani, e questo lo posso confermare anche perché ho trovato una vecchia registrazione della festa dei nonni del 1912, sì. Cioè del 2012, scusa, sbagliavo secolo, del 2012, fatta a Pieve di Cadore, che ci sarebbe veramente bisogno di ripristinarla, specialmente quest'anno, quando i nonni sono stati martoriati da questa pandemia. Sì. Per voi qual è il futuro adesso? Qual è i vostri programmi? Quali sono i vostri programmi futuri? Allora, come gruppo teatrale noi siamo sempre molto attivi. Abbiamo in programma di mettere in scena altri spettacoli teatrali incentrati sempre alle problematiche, ma non solo alle problematiche, agli aspetti anche positivi, alle potenzialità del territorio. Ultimamente
dopo il grosso lavoro che ha riportato alla luce la storia di Vallesella, abbiamo fatto un lavoro interessante con lo spettacolo dal titolo Coffee Point, che ci ha permesso praticamente di porre l'attenzione al tema della comunicazione al tempo degli smartphone, no? Si è voluto affrontare questa tematica sia al tempo della rivoluzione digitale, quando insomma le innumerevoli applicazioni di messaggistica hanno modificato, volente o nolente, la nostra vita, e sulla traccia sempre di un confronto tra passato e presente abbiamo voluto specchiarci in qualche frammento di vita e del passato. E il risultato qual è stato? Il risultato è stato veramente accolto con grande entusiasmo dal pubblico, perché abbiamo rispecchiato le modalità di vita più social che sociale che stiamo affrontando purtroppo attualmente, e non abbiamo sicuramente nel testo negato l'utilità della tecnologia, che non deve però soppiantare l'importanza della relazione, da cui sgorgano le emozioni e la capacità di interagire, di capire e di costruire progetti, e prima dei progetti maturare delle idee. Ecco. Come ultima domanda, sì? Che siamo arrivati, ormai abbiamo fatto più di un quarto d'ora, perciò adesso bisogna anche chiudere, no? Ecco, come vede la scuola futura? Brevemente, così. Io mi auguro che intanto a settembre la scuola porti i ragazzi sui banchi all'interno delle scuole, perché i ragazzi hanno bisogno di incontrarsi, hanno bisogno di comunicarsi, di interagire tra di loro, ma anche con gli insegnanti. Purtroppo le piazze virtuali, le stanze virtuali demotivano e annichiliscono l'individuo. Io spero tanto che intanto a settembre si parta con questa bella prospettiva, ecco. E poi mi auguro, confortata da quello che tante associazioni del nostro territorio stanno portando avanti, mi auguro che i giovani incomincino ad apprezzare le bellezze ambientali, le bellezze culturali e storiche del nostro territorio. Sì, Claudia, ci fermiamo diverse qua. agenzie stanno portando avanti queste istanze, e allora io spero tanto che i giovani sappiano valorizzare quello che hanno, la loro terra e quello che hanno, ecco. Grazie infinite, Claudia. Ringrazio anch'io lei, Vittore, per questa opportunità. Grazie a lei, perché abbiamo aperto uno spaccato che nessuno immaginava esistesse. Buona giornata a lei e a tutti gli ascoltatori. Grazie, arrivederci. Arrivederci.